che difendi il diritto di voto sul quesito dell'autodeterminazione, quindi un atto di democrazia e di libertà che noi vogliamo possa essere condiviso e in qualche modo esercitato da tutti i veneti il prima possibile. Se l'Italia, come dichiara di essere, è un paese democratico, è evidente che non può impedirci di votare sul quesito dell'indipendenza, cioè sì o no sulla domanda: vuoi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Questo è il punto. Perché impedircelo? Con quali titoli qualcuno vorrebbe impedirci di votare su questo tema? Lei è d'accordo per l'indipendenza? D'accordo, perché siamo stanchi che i nostri soldi vadano a finire tutti nel muccio generale, diciamo. Quindi bisogna cambiare. Bisogna cambiare. E poi anche l'indipendenza, e metto un'altra parola, la sicurezza, perché adesso purtroppo non ci sentiamo più sicuri. È favorevole all'indipendenza del Veneto? Quasi sì. Sì? Sì. Perché? Sì. Perché penso che sia più agevolazioni. Lei è favorevole o al contrario all'indipendenza del Veneto? Favorevole? Ma scherzi? Sì, sono favorevole, sì. Perché? Perché forse facciamo un po' meglio noi da soli. Quali saranno i passi che porterete avanti in caso di un successo elettorale? Allora, noi innanzitutto abbiamo scelto di puntare su un solo obiettivo, onde evitare di creare equivoci alla gente. L'obiettivo è quello di portare il Veneto al voto sul quesito della legge referendaria, della legge 16, perché una volta superato quel passo tutti gli altri saranno spontanei e conseguenti, ovvero la dichiarazione unilaterale di indipendenza e l'avvio della fase costituente della nuova Repubblica Veneta. Questo è il passaggio. Se non si esercita questo passaggio democratico rimarremo per sempre nello stagno italiano, privi di qualsiasi prospettiva, morenti, poveri, falliti come purtroppo sono le nostre aziende e i molti imprenditori che anche da una tassazione giugulatoria e da una burocrazia asfissiante non sono più in grado di risollevarsi e di competere sullo scenario mondiale. Veneto libero! Veneto libero! Veneto libero! Il processo è democratico senza nessuna violenza o rivolta? Assolutamente, la nostra via è quella delineata sempre con la legge 16, la via istituzionale, rigorosamente democratica, con metodi pacifici, ben lungi da noi soluzioni e scorciatoie che non possano garantire ai veneti un cambiamento serio. Noi offriamo innanzitutto la credibilità di un meccanismo, è un meccanismo che poi utilizziamo non da soli in Europa, perché sulla nostra scia, come noi, stanno operando altri popoli europei come i catalani, come gli scozzesi, come i valloni, i fiamminghi, i bretoni perfino in Francia. Insomma, abbiamo una realtà europea che si sta muovendo. Qui c'è un cambiamento epocale e il Veneto è protagonista con queste comunità, con questi popoli europei di una nuova storia, di una storia veramente rigenerante e veramente positiva. Lei è favorevole o contrario all'indipendenza del Veneto? Favorevole. E sarebbe giusto che ci dassero la possibilità di votare per chiedere ai veneti se vogliono diventare indipendenti o no. Quello che faccio per bene voi, perché l'Italia si deve portare via anche a terra sotto i piedi, punto e basta. Lei è favorevole o contrario all'indipendenza del Veneto? Favorevole? E quindi voterebbe per Certo che voterei sì, indubbiamente voterei sì. Voterebbe anche per l'indipendenza veneta? Certo. Parlo in Veneto, diciamo che abbiamo necessità di chi che si sente responsabile per il futuro dei nostri figli di fare qualcosa per il nostro territorio, e questo è il movimento che d'accordo ci porterà sicuramente a un cambiamento molto forte. Favorevole. E per quale motivazione? Visto le cose come vanno è bene di avere l'indipendenza. E lei è favorevole o contraria all'indipendenza? Mio marito sì. E lei invece? Sono indecisa. Bene. Favorevole o contraria? Favorevole. Favorevole. E voterebbe quindi per che partito? Per l'indipendenza veneta e basta. Avvocato Alessio Morosin, lei è sotto un leone in Moeca. Diciamo che siamo a cavallo di un leone che sta combattendo per ridare al territorio e al popolo veneto la sovranità che gli spetta, che la storia ha riconosciuto e che le aspettative di oggi
molti vorrebbero fossero realizzate in questa direzione. Quindi siamo qui per combattere una battaglia di cambiamento, una battaglia nuova, quella dell'autodeterminazione del popolo veneto, per ridare attraverso un referendum e quindi la consultazione referendaria una risposta veramente innovativa, fino ad oggi inesplorata, che è quella dell'indipendenza del Veneto per via istituzionale.